Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di A Voce Alta. Oggi continueremo con delle leggende, delle storie su Venezia, delle storie misteriose su Venezia e andremo in particolare a vedere il fantasma dei Giardini di Castello che ha giurato l'eterna fedeltà. L'origine di questa leggenda, rispetto ad altre, è più recente e riguarda la statua di Giuseppe Garibaldi che è sita nel viale omonimo del Sestiere di Castello. È posizionata all'ingresso dei giardini della Biennale presso la chiesa di San Francesco di Paola. Alle sue spalle, posto alla base della collina sulla quale lo stesso si erge, si trova un'altra figura, un garibaldino di nome Giuseppe Zolli, che aveva giurato di essere pronto a guardargli le spalle anche dopo la sua morte. Nel 1921 un signore veneziano di nome Vinicio Salvi, come di consueto, si recò nei giardini vicini per poter raccogliere lumache, ma in quel giorno ricevette una violenta spinta nei pressi della statua che lo fece cadere al suolo. L'unica cosa che notò fu un'ombra rossa che si allontanava. Inizialmente la sua testimonianza non fu presa sul serio, ma simili episodi si verificarono ancora, anche a gendarmi che erano di pattuglia, dopo le numerose segnalazioni. Un anziano residente, che notò anch'egli la misteriosa ombra rossa, riuscì a distinguere i connotati di Giuseppe Zolli, deceduto poco tempo prima, che prese parte alla spedizione dei Mille e giurò fedeltà e protezione al suo condottiero. Fu così che gli abitanti del quartiere decisero di erigere una statua in suo onore, posizionandola proprio alle spalle di Garibaldi, in maniera tale che così egli potesse essere sempre vicino e potesse sempre vegliare su di lui come gli aveva promesso, e da quel momento in poi il fantasma non si fece più vedere. Anche questa è una storia molto carina e interessante, seppur questa parli di fantasmi, non come in quella precedente di Melusina, che era una sirena. E siamo sempre nel Sestiere di Castello. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Prossimamente ne farò altre, quindi tenete la campanella accesa e come sempre a presto.